3 giugno al casello di Tiene, alle 11:45 apriamo. Data e ora sono finalmente nero su bianco. I primi 6 chilometri della nuova superstrada pedemontana dalla Valdastico a Breganze saranno percorribili dal lunedì pomeriggio. Per il taglio del nastro si è volutamente atteso il dopo elezioni, ma non sarà, annuncia Zaia, un'inaugurazione in pompa magna. L'inaugurazione è sobria perché si inaugura e via veloce, anche perché abbiamo atteso da molto, sono la prima decina di chilometri, ma sono importanti perché poi sarà l'innesto sulla Valdastico. Dall'altro è già confermato il vice premier Salvini alle 11:45, immagino che arriveranno anche altre autorità e tutti sono ben accetti. Non sarà una festa, ma sarà semplicemente un'inaugurazione sobria, come si conviene per un'infrastruttura come questa. Che piaccia oppure no, è la principale infrastruttura in costruzione in Italia in questo momento e l'inaugurazione del primo tratto è, per il territorio, dove di pedemontana si parla dal 1990, una data storica. Un'emozione perché stiamo davanti alla più grande infrastruttura oggi in cantiere in Italia, sono 94 km e mezzo, stiamo parlando di 2 miliardi 258 milioni di euro di opere, per le quali fra l'altro il 60% già realizzate, e stiamo parlando di un'infrastruttura decisa a maggioranza, anzi all'unanimità da tutti i sindaci del territorio. Le ricordo solo che in questi 94 km e mezzo avremo 17 caselli. Dopo la pedemontana cosa vorrebbe? L'altra cosa che vogliamo è l'autonomia. L'autonomia che non è fisica, non è di calcestruzza, non è di asfalto, ma è ancora più importante perché cambia la vita al Veneto. Quindi lunedì sarà occasione per ribadirlo al vice premier. Le dirò che il vice premier è già sul pezzo, lo sa già e ha visto e l'ho anche percepito con il voto del Veneto, che è stato un voto a favore dell'autonomia. Nel frattempo il governatore si occupa anche dell'ondata di maltempo che ha colpito il Veneto. Zaia ha decretato in queste ore lo stato di emergenza. Ai cittadini che hanno avuto danni con lo stato di emergenza dico che verranno raccolti questi danni e la contabilità dei danni da parte dei comuni, dopodiché faremo un pacchetto per chiedere ovviamente accesso ai fondi nazionali.